Botta e risposta tra il professore Giuseppe Arnone di Favara e il consigliere comunale Angelo Vaccarello. La questione è la candidatura nel centrodestra ad Agrigento e alla sua unità, da più parti auspicata ma non di facile realizzazione. Per il presidente del club Forza Italia di Agrigento, il professore Giuseppe Arnone interviene nel merito delle prossime amministrative in città ed alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal deputato regionale onorevole Roberto Di Mauro. Giuseppe Arnone afferma una delle migliori qualità di un soggetto politico è la capacità di aggregare, condividere e costruire, e non invece dividere e distruggere. Le recenti dichiarazioni del deputato regionale Di Mauro, sponsor del candidato sindaco di Agrigento Franco Miccichè, dimostrano invece che tale qualità, ovvero della capacità di aggregazione, condivisione e costruzione, non gli appartiene. L'onorevole Di Mauro per Arnone pone sull'altare degno di benedizione solo la sua candidatura, espressione della società civica e del rinnovamento, come la definisce lui. L'onorevole Di Mauro, già sindaco di Agrigento 30 anni addietro e già parlamentare 28 anni fa, tutti gli altri invece per l'onorevole Di Mauro sono relegati fuori e lontano dal suo altare. Il levigato politico agrigentino per Arnone distribuisce le pagelle del vecchio e del nuovo, di chi sgomita, di chi deve essere escluso e di chi non merita di ascendere al suo altare. Forse Di Mauro ignora o finge di ignorare che fino a prova contraria è stato eletto e milita in una coalizione di centrodestra che sostiene formalmente alla regione un governo di centrodestra presieduto da Nenno Musumeci, in cui il dato più importante, Forza Italia diventerà bellissima, sono l'asse portante e il fulcro dell'azione del governo regionale e quindi nell'azione politica e amministrativa in Sicilia. Arnone conclude invitando l'onorevole Di Mauro a una pausa di riflessione e di assunzione di responsabilità, di onestà intellettuale prima di salire sulla cattedra del centrodestra in cui egli stesso milita, oppure no? Ad Arnone replica Angelo Vaccarello, consigliere comunale a Palazzo dei Giganti, in merito alle prossime amministrative di Agrigento. Apprendo con stupore, afferma il consigliere comunale Vaccarella, che ad Agrigento ancora una volta alcuni personaggi politici poco rappresentativi del centrodestra si lanciano inunci accuse contro il progetto del candidato a sindaco Franco Miccichè. Anche perché io e tanti amici del Polo Moderato siamo ufficialmente impegnati a sostenere un'idea politica che trova radicamento e voglia di ripartire dopo anni e anni di stallo politico-amministrativo nella città dei Templi. Questa volta è il turno di Arnone di Favara, che nel suo eterno peregrinare in politica è stato pure candidato con i democratici autonomisti alle regionali del 2008 e vicino alle posizioni del già presidente Lombardo con l'MPA, e anche assessore pro tempore nella giunta provinciale di Dorsi. Adesso cerca di ringalluzzirsi con un messaggio poco credibile. Ora si cimenta non sappiamo per conto di chi in un'analisi storico-politica dove con la logica del divide et impera diventa centrale nel dibattito politico del centrodestra nella città di Agrigento. Certo in politica si dimenta e si cancella tutto facilmente, ma proprio un eterno perdente delle competizioni elettorali, secondo Vaccarella, vederlo cimentarsi in ragionamenti di unità e di coalizione moderata che governa come Palazzo Dorleans, lo trovo francamente fuori luogo e poco credibile. Ribadisco, afferma Vaccarella, che la candidatura del dottore Miccichè ha un taglio civico che abbraccia non solo il centrodestra, ma intercetta la stima e l'approvazione di giovani, professionisti, società civile e mondo del lavoro. Mi piacerebbe che queste manfrine politiche che vogliono portare solo un appesantimento della campagna elettorale interessino poco alla gente. Oggi gli agrigentini pretendono un governo serio, responsabile, uomini come Miccichè, che scevri da giochini e polemiche melliflue possono tracciare un percorso nuovo in politica e in un governo della città che vedrà le migliori energie e le migliori intelligenze per risalire la china. Dopo che Agrigento, rispetto agli anni che furono, non ha più un'identità e un percorso di buona politica e di sviluppo per le future generazioni, questo è il vero dramma e la fotografia della città, degli agrigentini, al netto di spericolate visioni di taluni che non hanno alcun progetto politico di prospettiva.